Siamo giunti alla sesta corsa, confronto per 3 anni, Gibbs Francis, Galles dei Greppi, Unexpected Tile, Grace di Casei, Genève KB Font, Jordi Jack in prima fila, Golden Dark e Gorgek Daghi in seconda, favori in chiusura per Jordi Jack numero 6, macchina che accelera, partiti. Tentativo di Gibbs Francis di mantenere il comando delle operazioni sulla piegata in testa. Gibbs Francis nei confronti di Galles dei Greppi, mentre più indietro in terza posizione dovrebbe essere Genève KB Font. Al largo è rimasto Unexpected Tile, infatti intanto per i primi 434. Seconda pariglia formata da Grace di Casei, mentre in scia c'è anche Jordi Jack che precede Gorgek Daghi. Tanto i 600 in 46,8 ha decisamente moderato il ritmo nel secondo parziale di gara. Maurizio Cheli, che ora al passaggio continua a guidare tranquillamente in 1, 2 e 7 e affronta al comando la penultima piegata. In scia c'è sempre Galles dei Greppi, Unexpected Tile per corsie esterne. Arriva così il chilometro percorso in 1,18 e mezzo. L'errore di Galles dei Greppi a 550 dalla conclusione consente a Unexpected Tile di accodarsi in seconda posizione, mentre avanza ora deciso Jordi Jack quando siamo a poco più di 400 dalla conclusione. Jordi Jack subisce l'anticipo di Grace di Casei. Numero 4, Grace ma di se ne Casei, sbarazza perché sbaglia Grace di Casei. Ma sbaglia anche Jordi Jack, così Numero via libera 6, per Jordi Gibbs Francis, Jack, che è in netta evidenza ai 100 finali. Gibbs Francis nelle battute conclusive si stacca per vincere agevolmente nei confronti di Golden Dark, che sul palo ha ragione, di Unexpected Tile, 1,16,6 ragguaglio conclusivo, 29,4 a chiudere per Gibbs Francis e Maurizio Cheli, che in percorso di testa ancora una volta in questo pomeriggio vanno a segno, questa volta per conto di Massimo Trevelline, scuderia Equinox. Rivediamo le battute conclusive, il bel primo piano per Gibbs Francis, Maurizio Cheli, Massimo Trevelline.